qua semmai è bene. Elementari San Perino, finalmente siamo riusciti ad avere la maestra se non abbiamo i bambini comunque. Ok, allora questa da consegnare ai bambini da parte dell'assessore, giratevi da quella parte. Ecco, guardate l'uomo cattivo lì, la primaria di Roveredo, che questi sono numerosissimi, eccoli qua. Se vi volete avvicinare per cortesia l'insegnante anche, ok, Nico, tutto a posto? Bene, passiamo al primo intanto. Dopo sarete richiamati da me. Adesso passiamo dei podisti di Cordenous. E la cesta naturalmente alla figlia. Un momento. Ok, grazie agli ammazzatori pugliesi. Ecco qua. La primaria di Roveredo, ecco. Da lunedì rinfresco. San Giovanni del Tempio. Ecco fatto, ok, grazie agli amici di San Giovanni. Podisti 2011. Podistico 2011, scusate. Ecco. Grazie, alla prossima. Gli amici delle Pantere, eccolo qua. Grazie anche agli amici delle Pantere. Marciatori Marron. Ok. Primavera, GM Primavera. Sempre presenti anche questi amici. Ciaminaridin. Grazie. 90, complimenti, grazie e alla prossima. Arducci, Grazie. Ciao, grazie. Odorico da Pordenone intanto. Odorico Dago Roberta, presidente della FIAP di Pordenone, sempre presente alle iscrizioni, guai se non ci fosse lui. Grazie. Le aquile bianconere, ecco, anche le aquile bianconere che ci invitano, hanno detto il Azzano Runners, che allora ritira per Azzano Runners, Lucia. Grazie Lucia, solo che adesso passa la parola naturalmente al nostro assessore. Grazie Gianfranco, io faccio un buongiorno a tutti e un benvenuti a San Quirino. Oggi il gruppo Mazzatori vedo che ci ha regalato una splendissima giornata, non solo di sport ma soprattutto di promozione del nostro territorio. Il nostro parco, le nostre zone, la nostra gente e soprattutto una grande volontà da portare avanti questa marcia, una marcia che assieme con quella di San Fonca ci dà un ottimo livello provinciale e soprattutto anche arriva gente da fuori provincia, quindi il nostro impegno è di continuare a dare il sostegno. Due parole lo faccio anche riguardo l'associazione, ho visto che siete appena di nuovo rinnovo praticamente, io credo che di continuare avanti così anche a denti stretti, portare sempre giovani, persone nuove, perché voi siete un'identità di San Quirino, avete una storia, l'avete creata fino adesso, create queste bellissime manifestazioni e io credo che questi qua sono valori da portare avanti. Viva il gruppo Mazzatori, viva San Quirino, viva lo sport! Grazie a tutti, buona giornata!